Mi scuso con i nostri ospiti se vedete questo associata, non si è rivolta a noi per questo caso di specie, quindi io non sono in grado di poterle dire cosa starà facendo, quindi Mi scuso di nuovo perché chiaramente voi non siete gli interlocutori adatti a questo tipo di richieste e oltretutto l'ordine del giorno non era, insomma, comunque assolutamente, e anzi vi ringrazio comunque della risposta. Consigliere De Rossi, prego. La ringrazio Presidente, ringrazio voi per le risposte. Sono confortanti, non le conoscevo, non conoscevo appunto quali direzioni e quali attività di promozione, però stiamo seguendo e con attenzione in questo periodo, non ultimo anche il congresso della CISL Venezia che c'è stato, dove effettivamente questo è un tema molto sentito e siamo convinti che tutte le parti, comprese le parti sociali e anche la politica, debba fare molto massa critica per riuscire a convincere, ecco, chiamiamo la politica nazionale, a fare questo tipo di investimento. Di fatto è un investimento, non è, bisogna avere una visione, non deve essere quasi apartitica, perché effettivamente si parla di una trasversalità che include imprenditori, lavoratori e cittadini. È stato un bene, secondo me, ascoltare tutti gli interventi, perché di fatto quando si parlava prima della necessità della semplificazione amministrativa, di qui uno spaccato. Abbiamo il partito del no, non so se avete compreso, dove effettivamente si rende difficile direttamente la trattazione attraverso la normale consultazione che si avviene normalmente, dove io gestisco assieme all'assessore De Martini in qualità di Presidente della Commissione Urbanistica, comprendo, nonostante abbiamo sempre attivato progetti in modo celere, rispettando la concertazione, l'atto concertativo, vedete che effettivamente per noi la stessa semplificazione di fatto è una sconfitta della politica locale, rispettando ovviamente quelle che sono le prerogative dei piani strategici. Ne comprendo comunque la necessità che così venga applicata. Chiude il vice sindaco Tomaello. Scusi Presidente, però non può dire che io, perché ho fatto una domanda sulla semplificazione amministrativa, sono il partito del no. Ma non credo stesse parlando di lei, consigliera. Questa è una cosa veramente inaccettabile. Ma come le ho detto a microfono spento e ci siamo guardate, non credo... ma credo sia... La politica è fatta di detti e non detti. Questo ho non detto, che però si era capito a chi era riferito, credo. Bene, lo dico io, ma il consigliere De Rossi, stringiamo che i nostri ospiti devono andare. Vice Sindaco, allora, queste sono battaglie che vanno al di là. Non voglio fare assolutamente polemica, nel senso, quello che chiedeva Martini a Confindustria non posso rispondere, nel senso è un tema, lui citava del 2021, la ZLS è partita nel 2024, no, ripeto, lo dico in maniera bonaria, andare fuori tema su una commissione che tratta un'opportunità grande come questa per il nostro territorio non ha nessun senso, sono due cose totalmente diverse, quindi non ha senso neanche fare una domanda del genere, secondo me. Però vabbè, insomma, detto questo, tornando sul tema principale, che è quello della zona logistica di Porto Marghera, io ringrazio naturalmente Confindustria per sia la spinta iniziale che hanno avuto per poi istituire questa area, che è partita, se non sbaglio, ancora prima del Covid, 2018-2019, quindi ha avuto un percorso molto lungo e dall'anno scorso, dagli ultimi mesi dell'anno scorso, si è riusciti un po' ad avviare. L'altra volta su una commissione ho detto sì, è vero che c'è la necessità di rifinanziarla, di finanziarla in maniera stabile per dare certezze alle imprese, però abbiamo questi 80 milioni, adesso cerchiamo di usarli tutti in maniera che poi abbiamo anche più credito per andarli a chiedere, visto, però capisco bene anche la parte aziende, che naturalmente ha bisogno di certezze, visto che le leggi di bilancio dello Stato si iniziano a fare di solito, da quello che so, dopo l'estate, mancano pochi mesi, quindi insomma adesso l'obiettivo sarà sicuramente spenderli tutti, questi 80 milioni, per far vedere che siamo attrattivi, però assolutamente d'accordo sul fatto che almeno fino al 2029-2028, quando è insomma più o meno la scadenza, si riesca a essere un finanziamento stabile e anche corposo, quindi su questo siamo
assolutamente d'accordo, anche perché questo è l'unico vero, secondo me, strumento, uno dei migliori strumenti che abbiamo per rilanciare questa parte di territorio e diversificarlo anche dalla parte turistica, che tante volte diciamo no, c'è la monocultura turistica. Ecco, se abbiamo degli investimenti importanti anche sotto questo punto di vista qua, è la vera opportunità per la città di diversificarsi. Ricordo che c'era una parte di opinione pubblica che l'area portuale la voleva chiudere, voleva fare campi e basta, Sì, invece noi crediamo Galan e che la quell'area là giunta vada regionale. sviluppata. La giunta regionale con Galan e No, Brunetta. non ho accusato nessuno, sta calmo. Non è l'opinione pubblica, era la politica. Esatto, stavo dicendo. Vice sindaco, era la politica, non No. l'opinione pubblica. Era la giunta regionale con Galan, Sì. appoggiato da Brunetta, Ah, sì. non l'opinione pubblica. Me Era lo la ricordo con le politica. bandiere non avi per il canale a Giudecca. Era la politica che voleva. Ma di cosa sta parlando? Ma scusi Presidente, ma può dire qualsiasi cosa. Guardi, Ma io non so, tutti noi abbiamo vedo delle cose. qualsiasi cosa. No, la prego, per piacere. In maniera molto calma. Consigliere Bettin, mi scusi. No, Sì, ma io ho però- detto c'è però una non può- parte. però non può dire Scusate, cose a è vanvera, stata no. per rispetto